nessuno deve esagerare, non c'era uno in particolare che non deve esagerare. Tutti dobbiamo renderci conto di dove ci troviamo e con molta oculatezza fare il proprio lavoro, il proprio mestiere, quindi dire esattamente quello che succede, fare quello che possiamo fare, però dare la giusta proporzione credo che sia un dovere di tutti. I reati sono in calo, ma la percezione della sicurezza da parte dei cittadini è tutto un altro paio di maniche. Per questo motivo la politica, e non solo la politica, deve smettere di sfruttare il tema della sicurezza in una perpetua campagna elettorale. Parole forti, soprattutto se arrivano dalla bocca del questore di Padova nel bel mezzo della festa per i 167 anni della Polizia di Stato. Quello del rapporto fra sicurezza e politica è solo uno dei moltissimi temi toccati durante l'oceanica cerimonia tenutasi nella splendida cornice del Palazzo della Ragione a causa delle previsioni meteo infauste. In prima fila autorità politiche e civili, ma i veri protagonisti della festa sono le donne e gli uomini della Polizia di Stato, unità cinofile incluse, che per 7 italiani su 10 stanno facendo un ottimo lavoro. Sul versante dei numeri è da segnalare inoltre il calo dei reati a Padova, con un 19% in meno nella casella dei furti ai danni degli esercizi commerciali, 494 gli arresti dell'anno scorso, con quasi 3.000 denunce e 84.000 persone controllate. Reati in calo come dato generale. Reato in calo qualche reato che ha dato molto allarme sociale, qui come i furti negli esercizi commerciali. Alcuni dati sono non numericamente altissimi, ma non sono in calo, sono stabili, quindi quindi rapine su strada e rapine in abitazione sono praticamente costanti, non sono numericamente ma sono costanti. L'importanza del lavoro che viene svolto in tutti i settori, come è stato giustamente evidenziato, da quelli più noti a quelli anche meno noti e che sono poi le fondamenta del lavoro della Polizia. Quindi una presenza che c'è importante nella città, che ha garantito che tutto possa svolgersi nella maniera ordinaria e corretta. Durante la cerimonia sono stati assegnati anche riconoscimenti ed encomi al personale della Polizia padovana che si è distinto in atti di coraggio, operazioni importanti e interventi di grande rilievo per la sicurezza e la prevenzione sul territorio.